4 minuti al via. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui per presentare un progetto di legge che è davvero particolare e unico nel suo genere, perlomeno appunto nel nostro contesto regionale. Sono Cristina Guarda di Europa Verde e insieme con le associazioni del territorio abbiamo deciso di trasformare in legge quello che era un sentimento e una consapevolezza scientifica sempre più acclamata, cioè la tutela di un tipo di fauna che fino ad oggi è stata molto dimenticata da un punto di vista normativo. Si chiama fauna minore ed essenzialmente si tratta di roditori, anfibi, tassi, lontre, serpenti, pipistrelli e tanti altri animali che sono molto sottovalutati anche nell'opinione comune, ma in realtà sono degli indicatori fondamentali per farci comprendere la qualità dell'ecosistema in cui abitano, cioè dove non ce ne sono, dove vivono con difficoltà, il sistema, quell'habitat, quell'ecosistema non è in equilibrio e quindi a cascata genererà un danno che non è soltanto nei confronti della fauna, ma danneggerà le nostre stesse attività e i nostri stessi territori. Quindi il principio è che questa fauna minore è il primo indicatore della qualità del territorio in cui abitiamo. E per questo motivo la sua assenza, come appunto è indicata anche nel nostro territorio veneto e in Italia in generale, ci indica la necessità di una strada da perseguire, non soltanto per la lotta alla crisi climatica, ma anche per la garanzia immediata della sostenibilità del nostro territorio per le nostre attività. Questo perché se un ambiente è degradato ci costerà di più mantenere in vita le nostre attività e mantenere in vita anche la qualità dei nostri servizi e della nostra salute. Ecco quindi che vi vogliamo spiegare come questo impatta attraverso non soltanto l'azione e la condivisione di Europa Verde, ma anche attraverso l'esperienza e la conoscenza di due esponenti del mondo del volontariato e della scienza del Veneto che si occupa proprio di fauna minore. Alla mia destra c'è Fabio Cappelletto, che è un esperto volontario del gruppo SS Anfibi, che è l'ideatore di questa iniziativa legislativa e con cui abbiamo collaborato per scriverla. E alla mia sinistra invece Andrea Dellai, che è un dottore in scienze ambientali, forestali e ambientali ed è qui con noi non soltanto come esperto del settore ma anche come volontario che si occupa nel nostro territorio veneto proprio della conservazione della fauna minore. E quindi lascerei intanto la parola a Fabio perché cerchi di incardinare questa esigenza all'interno appunto della nostra conferenza stampa. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e a tutte, grazie Cristina per l'opportunità. Parto facendo mia una frase di un esperto biologo toscano con cui collaboriamo nella nostra attività di volontariato, che poi vi racconterò meglio. A un convegno disse più o meno queste parole, disse: il lavoro per distruggere la terra, i suoi habitat, i suoi abitanti è pieno di proposte, di progetti, di compensi. Il lavoro per ripristinare, mantenere o migliorare la terra e i suoi ecosistemi invece non è istituzionalizzato e lasciato in mano alle proposte di alcuni volontari che ci credono. E questo nonostante nel caso delle specie selvatiche siano proprietà dello Stato, quindi a maggior ragione dovrebbero le istituzioni tutelarle. E questa frase mi ha acceso una spia su vari pensieri che sono stati fatti nei nostri gruppi di volontariato in relazione proprio alle criticità che emergono durante la nostra esperienza. Io appunto sono Fabio Cappelletto, opero con SS Anfibi Vicenza. È un gruppo di numerosi cittadini che intervengono in varie località del Vicentino per la salvaguardia delle specie anfibie, minacciate di estinzione anche qui da noi, poi ve ne parlerà meglio Andrea. Siamo una rete, come noi esistono altre realtà nelle varie province venete, da Treviso a Padova, a Verona e così via. Cosa facciamo? Allora, l'attività principale dura poco più di un mese, al termine dell'inverno. Qualcuno di voi già ci conosce perché ci ha dedicato anche dei servizi e degli articoli, è il salvataggio degli anfibi dallo schiacciamento stradale. Gli anfibi attraversano le strade per raggiungere le pozze d'acqua dove depongono le uova ed è un atto in cui noi volontari vediamo concretamente gli esiti del lavoro. Da un lato ci sono i rospi purtroppo schiacciati dalle auto, dall'altro quelli che riusciamo a salvare proprio fisicamente e a spostare per tempo.
presto ci siamo accorti nella nostra attività che questa è solo la punta dell'iceberg, la più evidente, la più immediata. Ci sono altre minacce primarie alla loro esistenza, degli anfibi come anche di tutte le specie di fauna minore di cui poi la legge parlerà. Al 99% queste minacce sono dovute a cause umane. Inquinamento dell'aria, della terra, dell'acqua, l'uso massiccio dei pesticidi, la distruzione, la frammentazione degli habitat, il consumo di suolo, l'introduzione di specie esotiche e perfino il cambiamento climatico, perché da un lato le temperature costringono gli animali stessi ad adattarsi a temperature più alte, a cambiare i loro comportamenti. E dall'altra è più probabile che nuove malattie si sviluppino anche per loro, per esempio penso alla chitiridiomicosi, che è una malattia fungina che proprio colpisce la pelle degli anfibi in maniera devastante. E allora così abbiamo preso coscienza, l'attività dei volontari per noi deve essere un'attività svolta in emergenza, cioè per sopperire alla mancanza di altri interventi che siano normativi, che siano strutturali, che siano culturali. Ripeto, queste minacce valgono non solo per gli anfibi, che fanno un po' da cappello, perché appunto arrivo dal mondo del volontariato in ambito anfibi, ma sono un cappello per tutta una serie di altri esemplari. Quello che proponiamo oggi è una legge per la tutela della fauna minore, perché c'è tutto un insieme di specie a cui garantire la sopravvivenza e che non vengono al momento adeguatamente protette. E perché questo? Allora, noi come gruppo ci siamo dati 2 obiettivi aggiuntivi oltre ai salvataggi stradali. Il primo è la sensibilizzazione della cittadinanza, che per noi è fondamentale, l'importanza di trasmettere un messaggio culturale sull'importanza dell'ambiente a beneficio anche della nostra stessa sopravvivenza. Ecco, allora noi ci proponiamo per incontri, momenti formativi, interviste, laboratori scolastici e così via. Da un lato questa cosa funziona perché di recente, ripeto, anche la stampa ci ha dedicato più spazio, e dall'altro abbiamo anche dei cittadini veneti che iniziano a ringraziarci per l'attività che facciamo. Dall'altra parte però queste sono azioni che vengono fatte e proposte da chi ci crede, da noi, e altrimenti non sarebbero a livello istituzionale magari organizzate. Il secondo obiettivo è il dialogo con le istituzioni. E anche qui siamo dei volontari che vanno nei comuni, nelle province e andiamo a chiedere soluzioni quanto più definitive proprio per dei luoghi dedicati per salvaguardare queste specie. E però qui cosa succede? O abbiamo la fortuna di incontrare degli assessori, dei consiglieri che credono anche loro nella causa e portano avanti questi progetti, o l'alternativa è di non essere ascoltati e quindi la mancata messa in sicurezza di specie e habitat, diciamo, rimane ed è anche legale tutto sommato. E così torniamo al punto iniziale: se manca la consapevolezza culturale e mancano poi gli appigli normativi a supporto, chi e come terrà viva e sicura la natura veneta? Allora, secondo noi c'è bisogno che si istituzionalizzi la tutela delle nostre specie animali, impedire che siano messe a rischio, attivare studi, è importantissimo per conoscerle meglio, redigere progetti per la loro tutela. Ecco, tutto questo l'abbiamo messo nero su bianco nella legge che presentiamo oggi, poi Cristina ve ne parlerà più nel dettaglio. Dicevamo in particolare la fauna minore terrestre, che oggi è forse quella meno tutelata rispetto alle altre specie. Fauna minore, lo chiarisco, minore è un termine convenzionale, è riferito solamente alla dimensione. Parliamo di specie animali venete, quindi autoctone, vertebrate, di dimensioni appunto contenute, appartenente, come diceva Cristina, ai rettili, agli anfibi, a particolari famiglie di mammiferi e poi per la sua particolare condizione appunto di minaccia anche il gambero di fiume. Dunque serve una legge che risponda agli obiettivi di cui ho parlato e che si concentri sulle specie di fauna minore. L'abbiamo scritta nell'ultimo anno coinvolgendo biologi, naturalisti, faunisti, avvocati, insomma avevamo gli obiettivi chiari, l'approccio scientifico e quanto più la correttezza formale. Noi ce l'abbiamo messa tutta e ora la parola, diciamo, passa ai consiglieri veneti, ai quali insomma chiediamo che vengano ascoltate le nostre voci e quelle, diciamo, più silenziose degli altri esseri viventi di questa regione. Ecco, questi esseri sulla cui importanza, ripeto, è davvero fondamentale che sia preservata, ma di questo vi spiega meglio il nostro Andrea, a cui cedo la parola. Grazie.
Grazie infinite Fabio, e prima di passare la parola ad Andrea Dellai un solo accenno. Giusto per capire il contesto in cui lavoriamo, anche dal punto di vista economico. La fauna minore abita degli habitat talmente importanti che se mancano, e quindi se manca quella fauna minore, se non viene tutelato l'habitat in cui possono vivere, mancherebbero, così come già ora mancano al Veneto, delle strutture, diciamo dei vantaggi di tipo ecologico ma anche economico. Questo perché se abbiamo un habitat che è equilibrato abbiamo la possibilità di poter resistere anche a delle forti perturbazioni esterne, come per esempio quelle anche meteorologiche, climatiche, eccetera. Se poi, tra l'altro, abbiamo questi habitat a disposizione, abbiamo anche dei servizi ecosistemici che in realtà avvantaggiano anche il Veneto e le istituzioni venete, con dei numeri economici che vi dirò appena finirà Andrea Dellai, che vi spiegherà nello specifico che cosa sono appunto questi servizi ecosistemici, questi vantaggi. Capiamo che questi vantaggi hanno un peso economico preciso che abbiamo anche potuto calcolare, quindi grazie Andrea di poterci introdurre a questo aspetto. Allora, buongiorno a tutti. Andiamo subito al sodo, e credo che per comprendere al meglio l'esigenza di questa proposta di legge sia necessario essere a conoscenza di alcuni numeri, no? Allora, per quanto viene stimato dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, si stima che il 41% delle specie anfibi a livello globale sia minacciato. E quindi è veramente un numero molto elevato, cioè praticamente metà delle specie anfibie sono minacciate di estinzione, no? Mentre per quanto riguarda più l'ambito territoriale nostro, nazionale, si stima che le specie considerate a rischio di estinzione siano dal 21 al 25%. È un numero elevatissimo, un quarto delle specie, e in un paese ricco di biodiversità come l'Italia, perché veramente andiamo dall'alta quota alpina fino alla macchia mediterranea, siamo ricchi di habitat diversi, purtroppo questi numeri non ce li possiamo attualmente più permettere. Da cosa sono minacciate principalmente le specie animali e anche vegetali? Principalmente dalle attività umane. Okay? Queste causano soprattutto frammentazione degli habitat e conseguente perdita degli stessi. Cosa vuol dire? Gli habitat tra di loro non sono più collegati, non c'è più la possibilità per le specie animali di viaggiare da un habitat a un altro in cerca di partner, in cerca di luoghi idonei dove vivere. Se questo risulta difficile per animali di grosse dimensioni, figuriamoci per la piccola fauna. Immaginatevi il biacco di turno piuttosto che la puzzola o la tartaruga palustre, la testuggine palustre europea, fanno molta fatica, e questo li porta veramente ad estinguersi, prima localmente e dopo via via sempre in maniera più allargata. Spesso abbiamo un modo sbagliato di interagire con questi animali e soprattutto con l'habitat in cui essi vivono. Perché? Perché forse si è rimasti spesso indietro con la convinzione che ma sì, ce ne sono tanti, l'habitat dove vivono, ma sì, ce n'è tanto, devo fare una strada, la faccio senza problemi. Ok, in realtà la situazione non è poi così rosea, veramente ogni perdita che abbiamo purtroppo è molto importante, ok? Quindi bisogna cercare di ridurre queste perdite e di collegare tra di loro questi ultimi hotspot di vita tramite la creazione di corridoi ecologici, no? Che permettano la comunicazione di questi habitat. Volevo aggiungere un'altra cosa. Spesso noi siamo abituati ad attribuire un valore a una cosa in base all'utilità che la cosa ha per noi umani. Sì, ok, giusto o sbagliato che sia, dobbiamo anche distaccarci da questa visione e considerare il fatto che le specie animali autoctone sono importanti in quanto tali, in quanto parte dell'ecosistema, in quanto la loro presenza contribuisce alla, proprio, come dire, alla creazione di un ecosistema sano. Quindi se queste specie vengono a mancare, il nostro ecosistema ne risente.
Se invece volessimo guardare in un'ottica un po' arretrata, giusto all'utilità che queste specie hanno nei nostri confronti, vi riporto qualche esempio. Esiste un genere di lumache tropicali, lumache marine del genere Conus, il cui veleno viene utilizzato come principio attivo per ridurre i dolori cronici, quindi viene utilizzato in ambito medico. Un altro esempio magari può essere dato dal veleno di alcuni serpenti, dai quali si traggono sostanze anticoagulanti, sempre utilizzate in ambito medico. Quindi perdere biodiversità significa perdere occasioni, anche per noi umani, occasioni future che ancora non si conoscono, però è importante investire nella ricerca appunto anche per conoscere nuove cose, quindi è necessario tutelare la piccola fauna, questi piccoli animali, no? Quindi più si perde biodiversità, più rischiamo di rimetterci anche noi. Per quanto riguarda magari un aspetto forestale, invece, si pensi allo scoiattolo rosso, un animale ben visto dalla popolazione, un animale molto carino, ritratto spesso nei film della Disney, eccetera. Anch'esso purtroppo rischia grosso a causa dello scoiattolo grigio, una specie aliena. Ma qual è l'importanza dello scoiattolo? Ecco, una delle cose importantissime che fa lo scoiattolo è ad esempio il proliferare, la proliferazione dei boschi. E voi direte, come mai? Dovete sapere che lo scoiattolo tesaurizza i semi delle specie forestali, quindi ghiande e castagne, li nasconde sotto il suolo come deposito invernale. Questo lo fa anche la ghiandaia, che è un uccello, ma parliamo dello scoiattolo. A volte si dimentica di questi depositi, da questi depositi nascono nuove piante, sicché l'azione dello scoiattolo riesce a protrarre la vita nel bosco. Questo è banalmente un servizio ecosistemico di cui accennava prima Cristina, cioè un'attività che un animale fa in maniera gratuita, senza nessun costo, e dalla quale noi riusciamo a trarre un vantaggio. Quindi è una cosa molto importante. Altra cosa da sottolineare, le specie animali elencate in questa proposta di legge sono spesso specie animali alla base degli ecosistemi. Okay? Sono specie, citiamo gli anfibi di cui parlava Fabio prima, che predano animali considerati nocivi per le colture, per l'agricoltura, quindi ci aiutano nel mangiare insetti dannosi, però a loro volta sono alla base della rete trofica, della rete alimentare. Questi anfibi vengono predati banalmente da tassi, volpi, bisce d'acqua, ironi. Quindi se vengono a mancare queste specie, crolla tutta la piramide che sta sopra. Quindi tutelare queste specie e tutelare i loro habitat diventa fondamentale. Ricordiamo che in un ecosistema sano riusciamo a vivere bene. Questi ecosistemi sani riescono a garantire qualità dell'aria migliore, svago, salute, cioè insomma influiscono positivamente sulla salute mentale e spirituale delle persone, che non è una cosa di poco conto. Come dicevo prima, è fondamentale quindi ristrutturare questi corridoi ecologici tra habitat e tutelare i pochi rimasti, e anzi, perché non ampliarli? Magari con degli impianti artificiali, delle costruzioni di pozze d'acqua artificiali, in modo da aiutare questi animali. Ultima cosa, quando si parla di ecosistema si deve pensare a una rete. Più sono le specie al suo interno, più sono i nodi che si creano all'interno della rete. Più sono presenti specie, più è possibile che questi ecosistemi resistano a eventi naturali e non di grossa portata. Faccio un esempio da forestale, alla tempesta Vaia del 2018. Questa tempesta Vaia ha colpito boschi che erano quasi puri di abete rosso. Quindi la monospecificità diventa è controproducente, ok? Un evento atmosferico di grossa portata ha buttato giù tutto. Se avessimo avuto un bosco plurispecifico, quindi con varie specie al suo interno, magari queste avrebbero retto meglio all'evento atmosferico e ci sarebbero stati meno danni. Quindi ecco, questo, l'esempio di cui ho appena parlato, è la causa di ambienti, è la conseguenza, scusate, di ambienti deteriorati, poveri, dove non si è preso a cuore il discorso della biodiversità. Quindi più in un ambiente riusciamo ad avere più specie e a tutelarle, più l'ambiente resta sano.
Grazie infinite a Marco Dellai e quindi andiamo un attimino a darci qualche numero prima di definire quali sono le azioni predisposte all'interno di questo progetto di legge. Perché ci teniamo alla fauna, alla piccola fauna, alla cosiddetta fauna minore? Ci teniamo, come è stato detto ampiamente, perché sono i primi a segnalarci un problema di equilibrio ecosistemico. Se non c'è equilibrio ecosistemico, evidentemente mancano alcuni servizi essenziali anche per l'attività dell'uomo, anche per la sopravvivenza delle attività umane. E quindi, per esempio, giusto per fare un calcolo proposto per esempio da ISPRA, questi servizi ecosistemici, la mancanza di questi servizi ecosistemici ha prodotto una mancanza di produzione agricola, viste appunto le interconnessioni anche con la fauna e l'equilibrio degli ecosistemi prima detta da Marco Dellai. Poi Andrea, scusatemi, il mancato stoccaggio di carbonio, la mancata protezione dall'erosione, la mancata infiltrazione di acqua e a seguire appunto la mancata produzione legnosa, la mancata purificazione dell'acqua, la riduzione dell'impollinazione, quindi danni anche poi all'agricoltura o alla conservazione della biodiversità naturale, la mancata rimozione del particolato e dell'ozono, quindi un danno anche per la nostra lotta alla qualità dell'aria e la mancata regolazione del microclima. A questo aggiungiamo anche una mancata produzione da un punto di vista economico nell'ambito del turismo, se il Veneto, come appunto si dice che si vuole fare, è anche un Veneto predisposto alla promozione di un turismo ecosostenibile o di un turismo, come dire, rivolto alla promozione della biodiversità. Quindi questo significa aver creato un danno economico che ISPRA ha calcolato, cioè consente di fare i calcoli, che per 1400 ettari, che equivale circa a 2 anni di consumo di suolo della regione del Veneto, sono 137 milioni di euro di perdite a cui la regione del Veneto e le istituzioni pubbliche e i cittadini devono sopperire. Quindi sono fondi che intervengono proprio, che dobbiamo spendere per riuscire a generare, a compensare le mancanze della nostra protezione ambientale. Da questi numeri abbiamo detto, da questi numeri dobbiamo partire per dedicarci alla conservazione dell'ambiente. In questo caso, per quanto riguarda la fauna minore, significa che nel progetto di legge prevediamo la salvaguardia della piccola fauna tutelando le specie e le popolazioni, conservando, tutelando e ripristinando e sviluppandone gli habitat naturali e seminaturali. Abbiamo inserito proposte per promuovere interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee di sopravvivenza, interventi per favorire l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti di squilibrio e di degrado ambientale e la promozione, come diceva prima Fabio Cappelletto, di studi ed attività appunto di ricerche e monitoraggi dedicati alla fauna minore e alla qualità dei loro habitat. Cosa significa in particolare? Significa che c'è un articolo che va a finalmente a dare tutela a questa piccola fauna, andando quindi a devolvere in maniera decisa la normativa ad oggi esistente, una legge del 1974 che regolava la normativa per quanto riguarda la fauna minore esclusivamente per il suo utilizzo alimentare. Oggi vogliamo fare l'upgrade, non pensiamo a questa fauna esclusivamente come appunto strumento funzionale ad una passione alimentare, ma facciamo l'upgrade per fare in modo che venga tutelata, che venga finalmente riconosciuto il suo valore, non soltanto non venatorio, non alimentare, ma il suo valore intrinseco per la conservazione anche della nostra specie. E quindi prevediamo nell'articolo 4 alcune forme di tutela della fauna minore, coinvolgendo anche gli enti locali, attraverso lo stanziamento di fondi specifici della Regione del Veneto. E quindi prevediamo ovviamente il divieto di cattura e uccisione intenzionale, il danneggiamento o la distruzione intenzionale, il disturbo intenzionale, il rilascio in natura di organismi alloctoni che, come detto prima, sia da Fabio Cappelletto che da Andrea Dellai, scusami davvero Andrea, ha provocato dei danni non soltanto appunto all'altra piccola fauna, ma agli interi ecosistemi. A questi divieti aggiungiamo le promozioni, perché l'ambientalismo è fatto non di divieti, ma è fatto di proposte per riuscire a generare qualcosa di buono, delle risultanze buone. E quindi attraverso lo stanziamento di fondi regionali prevediamo il coordinamento e la promozione di misure e azioni a tutela della biodiversità,
che coinvolgano le province, le unioni montane, i comuni e gli enti di gestione delle aree protette attraverso, compreso appunto l'utilizzo e lo sfruttamento delle competenze non soltanto di ARPAV e degli altri enti ed istituti di ricerca dedicati, ma anche delle importanti associazioni di volontariato che ad oggi si sono sostituite alle istituzioni. Individuiamo quindi delle iniziative per le misure di tutela e conservazione anche temporanee, magari limitate ai periodi particolari delle fasi del ciclo biologico di questa piccola fauna. Penso ad esempio all'esperienza di SS anfibi nei periodi appunto di migrazione, sia appunto nella fase invernale che appunto nel momento in cui i piccoli cominciano a muoversi, ma prevediamo anche una gestione coerente degli elementi del paesaggio per la loro struttura e il ruolo di collegamento essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di cui prima ci parlava il dottor Dellai. Per esempio canali e corsi d'acqua con le relative sponde arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse dagli svincoli stradali che consentono quindi di andare a sviluppare questi percorsi che consentono alla piccola fauna di potersi muovere e poter resistere alle pressioni antropiche, in queste case della presenza dell'uomo nei loro habitat o nella presenza nel loro habitat di infrastrutture stradali, infrastrutture artificiali. Quindi questo ci riconduce alla richiesta che da anni viene fatta anche all'istituzione della Regione del Veneto, anche attraverso il piano faunistico venatorio, ossia che all'interno degli impianti stradali, sia di nuova costruzione che già esistenti, venga favorita l'interconnessione tra ambienti e habitat e l'attraversamento stradale in sicurezza della fauna minore, al fine di ridurne la mortalità stradale, che è una delle principali cause di mortalità. Inoltre, prevediamo all'interno di questa legge l'obbligo alla preservazione della popolazione delle specie nei progetti di riqualificazione e la creazione di buone prassi, la divulgazione e la creazione di nuove prassi per ridurre gli impatti sulle popolazioni di specie dovute all'attività produttiva umana e alle attività affini, insieme appunto all'acquisizione eventualmente di aree naturali o seminaturali particolarmente interessante per la sopravvivenza di questa piccola fauna in contesti appunto specifici che potrebbe diventare di demanio pubblico. Ecco, questa è, diciamo, la parte più succosa e interessante sviluppata insieme alle associazioni e per questo motivo riteniamo che l'obiettivo dell'approvazione di questa norma possa essere non soltanto interessante per chi è sensibile al mondo ecologico e per chi riesce a riconoscere il contributo che scientificamente è stato comprovato della piccola fauna e dei suoi habitat per il contrasto alla crisi climatica, ma anche per chi non ha questa sensibilità e non ritiene opportuno e prioritario andare a tutelare ciò che fa parte di un ecosistema, che attenzione, è un sistema in cui viviamo, in cui siamo immersi, in cui le relazioni contano più dell'individuo, contano più della singola specie, ecco che approvare questa legge potrebbe venire incontro anche alle sensibilità meno ecosensibili per un semplice motivo. I costi che le istituzioni e i singoli cittadini stanno affrontando per incompetenza, per poca conoscenza dei rischi che gli habitat stanno correndo e per mancanza di azione preventiva normativa ci stanno schiacciando e lo testimonia il dato. 1400 ettari consumati di terreno che sia appunto agronomico piuttosto che destinato alla biodiversità naturale equivalgono a 137 milioni di euro spesi per compensare quei servizi che la natura ci darebbe gratuitamente. Grazie dell'attenzione e speriamo che questo messaggio arrivi a chi potrà continuare questa azione in questo Consiglio.